In un istituto tecnico non si può non incontrare un professore, il professor Riccardo Malavasi, che nell'occasione della giornata ovviamente come padrone di casa ci ospita, l'istituto tecnico ci ospita in questo contesto. L'organizzazione la vediamo alle nostre spalle, diversi gazebi, ma questo per noi come Collegio Periti Agrari è importante perché avvicina il mondo della scuola all'aspetto scientifico, all'aspetto della praticità in campo. E qui c'è una bellissima azienda che adesso ci descrive il professor Malavasi. Bene, buongiorno a tutti. Innanzitutto porto i saluti del dirigente scolastico, professor Francesco Lazzarini, che ci permette e ci dà facoltà di organizzare questo tipo di manifestazioni che rappresentano sicuramente un'opportunità per il pubblico, la comunità scientifica, ma soprattutto uno stimolo per i nostri studenti. Da quando ho la responsabilità della conduzione dell'azienda ho sempre cercato di caratterizzare questo mio mandato nell'apertura verso le associazioni di categoria, gli ordini professionali e soprattutto i partner tecnici e economici che rendono una struttura comunque pubblica, quale è la scuola, che generalmente sappiamo che l'ambiente pubblico comporta dei tempi e dei processi spesso lunghi e farraginosi. In questo caso ci permette di portare risorse, saperi, competenze in maniera molto più aggiornata, elastica, dinamica e sicuramente più confacente per la formazione dei nostri ragazzi. Bene, grazie. Sicuramente coincide con quello che è stato anche un po' il nostro, a conferma di quello che abbiamo trovato in campo, perché diversi tecnici, tra l'altro iscritti anche al collegio e ne vado onorato, ma sono usciti da questo istituto e li troviamo nel mondo del lavoro. Per cui collegare queste due cose per noi è molto importante e credo lo sia anche per i dirigenti scolastici. Certo. Sì, ecco, noi cerchiamo di mantenere anche i rapporti con i ragazzi dopo il diploma, proprio per capire come riescono a capitalizzare e con che valore e anche con che gratificazione i 5 anni dei percorsi di studio che hanno trascorso nell'Istituto Munerati. Quindi grazie alla scuola per queste opportunità e a questa continuità nel tempo, perché ovviamente, come possiamo ben intenderci, 5 anni di studio è l'aspetto scientifico, ma poi la vita ci riserva altri 30-35 anni di lavoro. Grazie professore per la sua disponibilità. Grazie a voi, grazie e un saluto a tutti gli ascoltatori. Posso chiedere qualcosa dopo inseriamo? Certo. In quanti poi continueranno il lavoro? Che dispersione c'è poi? C'è dispersione scolastica? Sì, nel senso, chi era l'alberghiero da poco tempo fa, sì, solo il 15% poi ricontinua a fare il cameriere. Ok. Nel vostro campo? Allora, devo dare una risposta un po' articolata perché mi piace essere completo. Allora, sicuramente questa non è più la scuola dei figli degli agricoltori come era considerata qualche decennio fa. Ragazzi che vengono dalla campagna direttamente o indirettamente saranno un 50-60% proprio nella migliore delle ipotesi. Diciamo che si è allargata molto la fetta di utenza che non hanno un interesse preminente verso l'agricoltura in sé come settore, ma sono comunque attratti dalle tematiche relative all'ambiente, al territorio, agli animali, alla cura degli animali e quindi tutto quello che è un contesto meno legato alle produzioni agricole ma alla tutela del territorio. Detto questo, sicuramente un buon 50% o attraverso l'esperienza lavorativa o attraverso la prosecuzione degli studi in ambito agrario ambientale dei nostri diplomati rimane in quello che è un po' il nostro percorso, il nostro solco formativo. Un altro 50% sempre ripartito fra studi e mondo del lavoro diversifica su altre discipline o contenuti che magari a 14 anni non avevano sviluppato, ma poi nel pieno dell'età formativa poi sono affiorati nella loro personalità.